Gruaro. Anno Domini 1294. Una donna, avendo ricevuto in consegna una tovaglia dell'altare di San Giusto per lavarla, non si accorse della presenza di un'ostia consacrata che per la trascuratezza del sacerdote vi era rimasta tra le pieghe. Si accorse lavandola che da quella particola uscivano gocce di sangue vivo. Presa dal santo timore, corse ad avvisare il sacerdote che, chiamato a raccolta il popolo, processionalmente trasportò il sacro tesoro in chiesa. Informato del prodigio che il Signore si era degnato di compiere, il vescovo di Concordia, Monsignor Giacomo di Castello, pensò di far trasportare la sacra tovaglia nella cattedrale di Concordia perché fosse esposta alla pubblica venerazione. Si opposero i conti di Valvasone, signori del luogo e giuspatroni della chiesa di San Giusto in Gruaro, ritenendo di avere il diritto di custodire la sacra tovaglia nel loro castello. La controversia finì a Roma. Davanti ai tribunali apostolici, dopo un lungo silenzio, fu riconosciuto ai conti di Valvasone il diritto di custodire l'insigne reliquia, patto che venisse costruito un tempio dedicato al Santissimo Corpo di Cristo, per collocarvi degnamente la sacra reliquia, che così venne trasportata a Valvasone, dove tuttora si trova nella veneranda chiesa parrocchiale. Gruaro si appresta a rievocare, a distanza di 700 anni, lo straordinario evento. 11 settembre 1994. Bisogna acclamare il Plovan. Sì, bisogna acclamare il Plovan. Cosa è successo? Ma come era successo? Noi a Plovan ieri prima la mano e tutto un momento hai visto il sacco cori dal verde. Non è possibile. Fammi vedere le mani. No. Non sono fatta male, manca il Vardi e la particola che sanganea che il Vardi e la particola che sanganea. Questo è un miracolo, è un evento straordinario. Dio ha voluto darci un segno della sua misericordia. Andiamo in chiesa a vedere cosa fa. Che il Vardi è il Signore e l'ostia che sanganea. È un miracolo. Ma se è possibile, non le sei fatto niente sulle mani, se è possibile, c'è solo un miracolo, bisogna mandare a chiamare il vescovo e anche tutte le autorità ecclesiastiche. E il conte di Valvasone? Anche il conte di Valvasone, sì. Russia con la tovaglia, il conte di Valvasone. La particola che sanganea.